siamo dopo 2 giornate agguerrite e combattute nelle quali sono state portate regolarmente a termine tutti i voli previsti. Siamo arrivati al momento più atteso di questa 17ª edizione del trofeo Marco Rizzotti, e cioè la finalissima. Anche quest'anno, per 3 giornate intense ed entusiasmanti, 81 giovanissimi velisti provenienti da Austria, Croazia, Francia, Olanda, Slovenia, Ungheria e da numerose zone d'Italia, quali il Friuli Venezia Giulia, la Lombardia, la Liguria, il Veneto, la Toscana, l'Umbria e il lago di Garda, oltre alla nazionale azzurra, hanno animato lo specchio acqueo antistante il camping Marina di Venezia a Punta Sabbioni, dando vita ad uno degli appuntamenti più attesi della stagione agonistica internazionale della classe Optimist. Il trofeo Marco Rizzotti, la prestigiosa regata a squadre ad invito impeccabilmente organizzata dalla Compagnia della Vela e dal Diporto Velico Veneziano. Una 17ª edizione, 17 è un numero che forse destava qualche preoccupazione, invece è andato tutto splendidamente, direi forse una delle edizioni più belle. Sì, in effetti siamo partiti con un po' di preoccupazioni e invece ne sono scaturiti 3 giorni veramente stupendi, vento, sole, veramente siamo rimasti contenti di quello che è stata la parte atmosferica dell'evento. Come sempre, tutte le squadre e i loro accompagnatori sono stati ospitati gratuitamente nei confortevoli bungalow del camping Marina di Venezia, che si è trasformato in un vero e proprio villaggio olimpico, offrendo bei momenti di svaghi e di socializzazione tra i ragazzi delle varie squadre. In questi anni il trofeo Rizzotti è cresciuto in maniera esponenziale e per poter organizzare al meglio un evento di questa portata è necessario poter contare su uno staff valido ed efficiente. 60 persone, tutti soci dei circoli organizzatori, sono state impegnate nella buona riuscita della manifestazione. Lo staff arbitrale è stato composto da 12 umpire e 12 giudici coordinati dal giudice internazionale Luciano Giacomi. Fra pochissimi secondi verrà dato il via al secondo match della finale, nella quale si incontreranno la squadra del Friuli Venezia Giulia e la nazionale olandese, che si contenderanno il terzo e quarto posto, e poi la nazionale italiana e la squadra che rappresenta la Toscana e l'Umbria, proprio come l'anno scorso, che si contenderanno invece il primo e il secondo posto. 6 le imbarcazioni d'altura messe a disposizione del comitato di regata, 20 i gommoni per l'assistenza e la sicurezza, 2 i campi di regata a mare. La prima giornata si è chiusa con 3 squadre a punteggio pieno, l'Olanda, l'Italia e la squadra zonale della Toscana-Umbria, dimostrandosi fin dalle prime regate gli avversari più temibili e preparati. Si sono subito portate al comando della classifica provvisoria, vincendo tutte le prove disputate nei rispettivi gironi. Tutto regolare anche nella seconda giornata, terminata con la Toscana-Umbria a 16 punti, seguita dalla nazionale italiana a 15, dall'Olanda a 13, dal Friuli Venezia Giulia a 12, dalla Slovenia 1 Koper a 11 punti e poi ancora il Garda, la Croazia, la Liguria 1 e la Lombardia a 10 punti. Seguono Veneto, Austria, Slovenia 2, Liguria 2, Slovenia 4, Francia, Slovenia 3 ed Ungheria. E siamo arrivati alla giornata conclusiva. Inutile dire che domenica tutta l'attenzione era ovviamente rivolta alle 4 squadre impegnate nelle semifinali e nelle finali.
Il trofeo Marco Rizzotti fu ideato nel 1987, quale omaggio del Diporto Velico veneziano alla memoria del proprio socio scomparso 2 anni prima. Marco Rizzotti era un appassionato uomo di mare, cultore delle tradizioni marinare, un gentiluomo del mare, che si dedicò all'attività agonistica e promozionale, organizzando e inventando regate che ancora oggi trovano notevole posto nel calendario federale. Privilegiò sempre l'attività rivolta ai giovanissimi della classe Optimist e della scuola vela del Diporto Velico veneziano, che porta oggi il suo nome. La scelta di intitolargli una regata destinata ai giovani e anche la decisione di riservare questo trofeo alle squadre e non ai singoli velisti non è stata casuale. La regata a squadre, infatti, offre a tutti un ruolo attivo fino alla conclusione delle regate e l'opportunità di un miglioramento individuale che scaturisce dal confronto continuo e serrato in regate brevi, testa a testa. Sviluppa inoltre il senso dell'intesa di squadra. La squadra toscana, arrivando appunto in finalissima, si è già praticamente aggiudicata il trofeo Castorama, che ricordiamo è destinato alle rappresentanza regionale italiana. Vedremo fra pochissimi secondi come si concluderà questa 17ª edizione. È appena partita il secondo match, la seconda finale, il secondo incontro finale che decreterà il terzo e il quarto posto. Si stanno affrontando la rappresentanza del Friuli Venezia Giulia, i ragazzi di Stefano Del Neri, e contro di loro la rappresentanza olandese. What do you think about this event? It was the first time we came to Venice for this event, but I really think it's splendid. It's well organized, and even though we had not a lot of wind, every day we did the maximum of races, and I think that's an applause for the organization. So we came third in total, and we hope to come back next year with the same team and do better. È partito anche il secondo match che vede impegnata la squadra rappresentante della Toscana e l'Umbria contro la nazionale italiana. La rappresentanza toscana Umbra vede impegnati i ragazzi di Marcello Meringolo, il capitano Lorenzo Carloia, Matteo Confalonieri, Valentino Vallacchi e Victor Candoppi, mentre per la squadra italiana sono in acqua i ragazzi di Marcello Turchi, cioè Luca Dubini che è il capitano, Jes Farnetti, Martino Tortarolo e Paolo Cattaneo. La squadra italiana ad aggiudicarsi anche quest'anno la vittoria al trofeo Marco Rizzotti. Marcello Turchi contentissimo dei suoi ragazzi anche quest'anno? Noi come sempre veniamo qua con lo stesso spirito, cioè abbiamo 5 ragazzi che sono i primi 5 della classifica della nazionale. Quest'anno poi abbiamo trovato una Toscana particolarmente forte. Secondo me insomma alla fine è stata una regata molto sofferta perché ha visto l'impegno fino in fondo, però ha meritato la vittoria. Ma onore al merito anche ai ragazzi toscani che si sono veramente difesi e hanno attaccato fino all'ultimo. Siamo soddisfatti di questo secondo posto finale, indubbiamente potevamo vincere questa regata, ci è mancato ieri l'apporto del nostro quinto uomo Roberto che purtroppo ha avuto l'influenza. Comunque i ragazzi hanno reagito anche a questa mancanza regatando bene, speriamo di tornare il prossimo anno per prenderci una meritata rivincita. Si ritorna alla base nautica del Socive a Punta Sabbioni, una delle gradite sorprese per i concorrenti e gli allenatori. È infatti quadruplicata come superficie, consentendo ora un'agevole sistemazione all'interno per carrelli, pulmini, gommoni e naturalmente per le barche. Do il benvenuto a tutti i partecipanti a questo 17° trofeo Marco Rizzotti che si è dimostrato anche quest'anno importantissimo. Siamo sempre felici di avervi ospiti, portate una ventata di giovinezza, tutti questi ragazzini è bello vederli
soprattutto sapendo che sono degli atleti che si impegnano. Siete stati tutti bravissimi, si dice sempre l'importante è venire, essere invitati, partecipare al Trofeo Rizzotti, però è inutile negarlo, poi vincere è un'altra cosa. Era la 17ª edizione, erano 17 anche i concorrenti, eppure è andato tutto benissimo. Al 17° posto troviamo la squadra ungherese, al 16° Slovenia 3, al 15° la rappresentanza francese, al 14° posto Slovenia 4, al 13° posto Liguria 2, al 12° Slovenia 2, all'11° l'Austria, al 10° posto il Veneto, in 9ª posizione la Lombardia, in 8º la Liguria 1, al 7° la Croazia, al 6° posto per la squadra del Garda, al 5° la Slovenia 1, al 4° posto, dopo un bellissimo scontro finale, troviamo la rappresentanza del Friuli Venezia Giulia e adesso è tempo di podio. Al 3° posto di questa 17ª edizione del Trofeo Marco Rizzotti troviamo la squadra olandese. Posto di questa 17ª edizione, così come lo scorso anno, troviamo la squadra toscana Umbra. E adesso arriviamo ai vincitori di questa 17ª edizione, la rappresentanza azzurra, la squadra italiana. Sul palco sono saliti tutti i concorrenti e i loro allenatori per la consegna di una medaglia ricordo e per la foto di rito, oltre che ovviamente ai vincitori del Trofeo Rizzotti, della Coppa Castorama e ai terzi classificati. Anche su questa edizione 2003 è calato il sipario ed è stata come da tradizione la toccante cerimonia della Maina Bandiera a salutare tutti i partecipanti e dare l'arrivederci alla prossima edizione. L'intramontabile fascino della città di Venezia è sempre pronto all'accoglienza di tutti, ragazzi e non, per trascorrere momenti indimenticabili.